Cominciamo ora a leggere la storia di Gli Aristogatti. Puoi leggere il tuo libro insieme a me. Tieni presente che quando sul disco suonerà un campanello dovrai girar pagina. Ed ora cominciamo. Tanti anni fa viveva a Parigi, in una maestosa villa dei quartieri alti, un'anziana e gentile signora, Adelaide Bonfamille. Madame Adelaide non aveva eredi e viveva sola con una magnifica gatta, duchessa, e i suoi 3 bellissimi gattini, Minou, Matisse e Bizet. Insieme a loro, nella grande e maestosa villa, c'erano anche Groviera, il topo di casa, Frufru, la fedele cavalla di Madame, ed Edgar, il maggiordomo, che da anni serviva devotamente Madame con la speranza di ereditare un giorno una parte del suo favoloso patrimonio. Ma un giorno Edgar ebbe una grossa delusione. Aveva appena annunciato l'arrivo di Georges Hautcourt, vecchio amico e avvocato di Madame, quando, origliando furtivamente nascosto dietro la porta, udì Madame dire all'avvocato che intendeva cambiare il testamento e lasciare tutto il suo patrimonio ai gatti, affinché questi, per il resto dei loro giorni, potessero avere tutto quello di cui abbisognavano. Scomparsi i gatti, il patrimonio sarebbe poi passato nelle mani di Edgar. Nell'udire queste parole Edgar ebbe un sussulto. Pallido in volto e livido di rabbia, si allontanò dalla porta, borbottando freneticamente fra sé frasi sconnesse. Nel giro di pochi istanti prese una decisione. Doveva assolutamente sbarazzarsi dei gatti. Raggiunse quindi la cucina per preparare, come al solito, la cena dei gatti, nella quale però mescolò una forte dose di sonnifero. Poi si diresse verso la camera dei gatti. Al suo arrivo Duchessa e i piccini si avvicinarono festanti alle rispettive scodelle, seguiti da Groviera, che in questi frangenti non era mai assente. Edgar, sogghignando, li salutò ed uscì dalla camera, appostandosi non lontano in attesa. Poco dopo, infatti, Duchessa e i gattini caddero in un sonno profondo. In un batter d'occhio Edgar li prese, li mise in una grande cesta e, correndo precipitosamente fuori di casa, saltò sulla sua vecchia moto carrozzetta e filò via verso la campagna. Dopo alcune ore di viaggio Edgar raggiunse una vecchia fattoria abbandonata. Il rumore prodotto dalla sua moto venne intercettato da 2 vecchi cani da guardia, Napoleone e Lafayette, il cui unico divertimento era, essendo ormai in pensione, quello da salire tutti i veicoli che passavano nei dintorni della fattoria. Ad un cenno di Napoleone i 2 cani si lanciarono all'attacco. Fu un'accanita battaglia. Per evitare i 2 cani che all'improvviso gli sbarrarono la strada, Edgar sterzò tutto a sinistra, andando a sbattere violentemente contro l'unico albero della zona. Per l'urto la moto carrozzetta si divise. La moto con a bordo Edgar infilò a tutta velocità il pendio che portava verso un fiumiciattolo e, dopo averlo guadato, riprese la sua folle corsa per la campagna circostante, seguita dai 2 famelici cani. Mentre il carrozzino, dopo essersi ribaltato, si fermò ai piedi dell'albero, sbalzando fuori la cesta con Duchessa e i gattini, che rotolò a lungo giù per il pendio e si andò a fermare proprio sotto le arcate del ponte. La prima a risvegliarsi dal sonno profondo provocato dal sonnifero fu Duchessa. «Santo cielo, dove sono? Piccini, dove siete?» esclamò guardandosi attorno spaventata. «Siamo qui, mamma!» risposero i 3 gattini in coro. All'improvviso il rumore di un tuono ruppe il silenzio della notte e i 3 gattini spaventati corsero a rifugiarsi presso la mamma, mentre un terribile temporale si abbatteva su di loro. «Su, presto, entriamo nel cestino, lì almeno saremo all'asciutto!» esclamò Duchessa. Mamma, ho fatto un brutto sogno, c'entrava Edgar!» disse Bizet non appena tutti ebbero preso posto nella grande cesta. «Ma no, non era un sogno, è stato proprio Edgar a portarci qui sulla sua moto carrozzetta, è lui che ci ha rapiti!» esclamò trionfante Matisse. «Che ne sarà di noi?» domandò piagnucolando Minou. «Cari, non so, confesso che sono un po' preoccupata anch'io. Chissà come sarà in pensiero, Madame, quando non ci troverà più», mormorò Duchessa e, sospirando, cercò di riaddormentarsi insieme ai suoi piccoli. La mattina dopo Duchessa e i gattini vennero svegliati dalle note di una canzone che un simpatico gattone randagio emigrato da Roma, un certo Romeo, stava cantando poco lontano. «Bravo, lei ha un grande talento. È molto poetico, anche se non è Shakespeare», esclamò Duchessa avvicinandosi al nuovo venuto. «Te credo, è Romeo inedito, pupa. Ce n'è 1 milione di riserva», rispose questi. «Oh, basta così, la prego. Sono nei guai», lo interruppe Duchessa. «Nei guai? Aiutare le belle pupe è la mia specialità. Cos'è che angustia vossignoria?» chiese Romeo. «Devo assolutamente ritornare a Parigi. Sarebbe così gentile da indicarmi la strada?»
domandò Duchessa. Indicate la strada. Ci mancherebbe, le porto io a Parigi, rispose galantemente Romeo, colpito dalla straordinaria bellezza della gatta. Proprio in quel momento giunse lungo la strada principale il furgone di un lattaio. Con un balzo Romeo saltò sul cofano, spaventando a morte l'autista, che frenò di colpo, permettendo così a Duchessa e ai gattini di salire a bordo. Ma il viaggio sul furgone fu di breve durata. Dopo pochi minuti, infatti, il lattaio, accortosi che i gatti stavano facendo colazione con il suo latte, li costrinse a scendere e a continuare il viaggio a piedi. Dopo molte ore di cammino, la stanca comitiva giunse in vista della casa di Romeo, nella quale Duchessa e i gattini avevano accettato, vista l'ora tarda, di passare la notte. Beh, eccolo qua, il mio superattico monocamera. Non sarà il Grand Hotel, ma c'è pace, tranquillità e potrete... no, a quanto pare sono venuti da me l'amici. Infatti, Scat Cat e il suo complesso jazz avevano invaso la casa di Romeo per fargli un'allegra sorpresa. La musica scatenata di Scat Cat fece ben presto dimenticare a tutti la stanchezza del lungo viaggio e per tutta la notte l'instancabile jazzista suonò in onore di Duchessa le più sfrenate ed irresistibili melodie. Alle prime luci dell'alba, esausti, i nuovi amici si lasciarono con la promessa di rivedersi presto. Minou, Matisse e Bizet, stanchi ma felici, presero finalmente sonno nel grande letto di Romeo. La mattina dopo, tutti insieme si avviarono verso la casa di Madame. Un terribile agguato attendeva però Duchessa e i gattini. Edgar, che li aveva visti arrivare, si era appostato nell'ingresso con un sacco nel quale gli ignari gattini caddero di nuovo prigionieri. Poi velocemente Edgar si diresse verso la stalla e, facendo attenzione che nessuno lo vedesse, nascose il sacco in un baule. Ma Duchessa, prima che i lacci del sacco si stringessero sopra di lei, era riuscita a bisbigliare a Groviera: «Fai presto, non lontano da qui c'è un gatto che si chiama Romeo, solo lui può salvarci». Facendo appello a tutto il suo coraggio, l'intrepido topo partì come un razzo e riuscì in un batter d'occhio a rintracciare Romeo. Nonostante la spiegazione convulsa di Groviera, Romeo afferrò al volo la gravità della situazione e lanciò il disperato miagolio di emergenza. Nel giro di pochi minuti, Scat Cat e la sua banda si trovarono sul posto e tutti insieme i gatti si lanciarono addosso ad Edgar. Fu una lotta all'ultimo sangue, ma alla fine i gatti, aiutati da un formidabile capo, riuscirono a scaraventare Edgar nel baule che Groviera, nel frattempo, era riuscito ad aprire, liberando Duchessa e i piccoli. Tutti insieme poi spinsero il baule nel cortile e lo caricarono sul furgone che lo stesso Edgar aveva ordinato con destinazione Timbuktu. Indescrivibile fu la gioia di Madame nel rivedere sani e salvi Duchessa e i gattini. Quello stesso giorno tutti i gatti si riunirono alla villa per festeggiare un duplice avvenimento: il ritorno a casa e le imminenti nozze di Duchessa e Romeo. Do, mi, sol, sol, mi, do. Se buon musicista tu vuoi diventar, tante scale, tanti arpeggi devi far. Prendi fiato ed ogni nota limpida sarà, se dal petto e non dal naso ti uscirà. Se le scale tutti i giorni canterai, quanti rapidi progressi tu farai. Do, mi, sol, mi, qualche arpeggio fai e ben presto musicista diverrai. Do, mi, sol, do. Do, mi, sol, do, sol, mi, do. Anche se al principio un po' ti annoierà, prima o poi